Oggi sabato 11 ottobre siamo alla presentazione ufficiale dell'Olimpia Volley per il loro campionato nuovo di Serie C femminile. Siamo venuti oggi a festeggiare qui al Dodo la Serie C, che è un po' il fiore all'occhiello dell'Olimpia Volley. Dopo alcuni anni di preparazione, diciamo così, siamo riusciti ad approdare a questa categoria con grande soddisfazione, con grande impegno. Tra l'altro quest'anno sono state confermati ancora circa 170 atlete, questo conferma anche del lavoro che è stato fatto in questi anni e da questa Serie C noi ci aspettiamo delle belle soddisfazioni. Fra l'Olimpia e il Santo Stefano abbiamo cercato di fare i numeri più grandi e dimezzare anche i costi delle gestioni, perché al giorno d'oggi è molto difficile, quindi abbiamo 2 anni fa cercato di fare questa collaborazione e è venuto fuori un certo numero importante e quindi adesso cerchiamo di andare avanti sempre meglio. Non era facile ritornare ai grandi fasti di questa società che ha avuto un passato sicuramente glorioso, siamo ripartiti un pochettino da sotto. Oggi siamo orgogliosi dove siamo arrivati e in 3 anni siamo riusciti a portare la squadra in Serie C con un vivaio che si aggira su 170-180 ragazze. Partiamo da un mini volley con un under 12, under 13, under 14, under 16, under 18, terza divisione e Serie C, prima divisione che va fortissimo insieme alla Serie C, quindi sono abbastanza contento dell'andazzo di questa società, grazie anche alla collaborazione di tutto il direttivo che ha piena fiducia nel lavoro che io sto facendo. Noi dobbiamo dire un grosso grazie agli sponsor che ci danno una mano, il Serena per tutto quello che fa per le nostre atlete, poi ringrazio il Dodo e il Framboiart, il locale che ci ha ospitato oggi, e la Errea che è il nostro sponsor tecnico. Senza di loro faremmo difficoltà a sbarcare il lunario. Il Centro Medico Serena nasce a Padova nel 1979, da anni seguiamo questa squadra, l'Olimpia Volley, perché il Centro Medico Serena si occupa di radiologia, fisioterapia, visite specialistiche e medicina dello sport, quindi siamo a tutto tondo lì dove lo sportivo ne ha bisogno, non solo nel momento veramente dell'infortunio, dove abbiamo delle tecnologie all'avanguardia come l'iltoterapia, come la Tecar, come la Smart, l'ipertermia e quant'altro, ma oltretutto lo seguiamo sotto l'aspetto proprio dell'attività, quindi le visite medico-sportive, le visite oculistiche e tutto quello di cui lo sportivo ha bisogno. Noi abbiamo creato questo appunto a Padova, siamo partiti da Padova, una cucina da mezzo al mondo, dove uno venendo qua riesce a trovare la pizzeria, la cucina italiana, in più anche altre 7 specialità adesso per adesso, tipo mauriciani, indiani, messicani, araba, vegetariani, spagnoli e così via. Noi proponiamo un sistema molto semplice, tutto a buffet. Siamo aperti tutti i giorni da lunedì a domenica e facciamo pranzo venerdì, sabato e domenica. È una squadra giovane che si è formata quest'anno con dei nuovi elementi partendo dall'ossatura degli ultimi 2 anni insieme. L'obiettivo principale è quello di una salvezza tranquilla, perché ovviamente è un punto di partenza questa categoria per noi, vogliamo partire da qui e vedere nel giro di qualche anno se queste ragazze hanno e possono permettersi ambizioni superiori. Per il momento partiamo per una salvezza tranquilla il prima possibile. Io credo sarà una nuova esperienza comunque positiva, la squadra è un bello organico, siamo comunque già unite nonostante sia passato solo un mese dall'inizio della Coppa Veneto e credo che ci toglieremo abbastanza soddisfazioni, dai, noi puntiamo in alto e poi quello che succede insomma si vedrà. Metto in risalto in primo piano subito il gruppo che si è formato, un gruppo molto omogeneo dove c'è un buon accordo tra le ragazze, anche tra quelle nuove sono state molto bene accettate e di conseguenza prevedo che per il futuro sia abbastanza roseo la situazione. Spero che comunque riescano a mantenere, a far valere le proprie doti che sono notevoli in ogni ragazza, in ogni singola ragazza.